Binomi in gara al Circolo Ippico del Cristallo di Casale sul Sile, dove nel weekend del 15-16 aprile si è svolta la tappa del progetto sport salto ostacoli Colonnello Nava, Dressage Mangilli e Veneto Pony Tour. 2 giorni di gare e tanta soddisfazione per il comitato organizzatore, unitamente a Fise Veneto, per lo straordinario incremento di iscritti nelle diverse discipline e categorie. L'anno scorso avevamo una quarantina di veneti che ne prendevano parte, quest'anno siamo direi oltre i 150 partecipanti, per cui sicuramente un buon risultato, ottimo. Segnali che evidenziano un settore davvero in salute e progetti come questi hanno l'obiettivo di far crescere i giovani cavalieri e amazzoni partendo dalla base e con gradualità di apprendimento. Abbiamo delle tappe regionali, la finale regionale, si andrà poi a fare la finale nazionale e i primi 10-12 classificati di questa fase nazionale andranno a fare il best rider alla fiera di Verona. Quindi è un grosso incentivo anche per i ragazzi riuscire a portare a termine tutte queste tappe. Ci sono delle percentuali per cui si verrà qualificati per fare questo e serve soprattutto proprio per la crescita degli allievi. Tanti nuovi binomi in gara anche nella disciplina del dressage. Ci sono più di 80 partenti in questo concorso di dressage, la maggior parte sono a livello elementare, qualcuno a livello intermedio, qualcun altro a livello più alto. Speriamo che questi che sono partiti a livello elementare si evolvano sempre di più per andare verso le categorie più impegnative. È un lavoro duro, bisogna impegnarsi tanto, bisogna lavorare costantemente, avere un ottimo istruttore che gli dia degli ottimi suggerimenti, ma soprattutto ci vuole l'impegno personale. Progetto Sport Mangilli e Nava non nuovi per il Veneto, ma riscoperti e rinnovati negli ultimi anni, anche grazie all'inserimento di nuovi criteri di giudizio. È stata rinnovata la scheda che prima prevedeva dei voti salto per salto, cioè ostacolo per ostacolo, più dopo un voto complessivo. Adesso invece viene valutato tutto il percorso e l'importanza di questo progetto, che la Fise ha dato a questo progetto, è dovuto proprio al fatto che la crescita deve avvenire da queste situazioni. Siamo abituati ai ragazzini che entrano, fanno solo gare a tempo e invece qui hanno qualcuno che quantomeno compila una scheda e gli dice gli errori e sono di aiuto anche agli istruttori. Progetti fondamentali per i giovani atleti che si avvicinano all'equitazione e che in queste occasioni portano a casa già piccole e grandi soddisfazioni, ma soprattutto entusiasmanti esperienze.